Un video è diventato virale in un baleno, una donna africana attaccata al cofano di un'auto in movimento sul fagiolo della Stanga a Padova, un mistero che si risolve con l'arrivo di un secondo filmato. Eccolo. Lei è matta. Tu vai con lei sopra una macchina di... Sì. E tu vai? Ma tu vai? Cazzo, l'ho vista attaccata su una macchina. Lei infatti è che mia macchina, ma no, non è così. Fermare l'aspirazione. Fermare l'aspirazione, lei ha detto no. Abbiamo lasciato il video con l'auto, una Giulietta che imbocca via Venezia. Pochi metri dopo lo stop all'interno di un distributore di benzina. Alla guida dell'auto scopriamo una donna italiana, scossa e alterata, tanto quanto la battagliera donna africana. A cercare di separarle il gestore dell'impianto, Diego Cappellaro. Si sono fermati qui perché probabilmente la signora alla guida si è resa conto probabilmente che in un atto di follia è partita con la macchina a sentire lei e si sentiva minacciata da quest'altra signora. Ho cercato di far da paciere e ho visto che non si riusciva da questa situazione, allora abbiamo chiamato il 113. Guarda la mia macchina, sbagliate tutti in mia macchina. No, anche io vai al lavoro. Solo gli agenti di polizia riescono a separare le due donne che continuano a beccarsi. L'incidente è accaduto lo scorso 6 settembre, un semplice urto nei pressi del piazzale Stanga per una mancata precedenza che ha coinvolto due auto guidate da due donne con successiva lite e partenza con una delle due sul cofano. 5 giorni di prognosi per la donna africana, mentre sull'incidente sta indagando la polizia stradale. Le era mai capitato di vedere qualcuno tra... Solo sui film, non mi è mai capitato di vedere scene del genere, comunque qui se ne vedranno ancora delle altre belle.